Ci troviamo all'interno della bellissima e immensa foresta di Lecci di Pantaleo nel territorio comunale di Sant'Adi, nel Sulcis. Oggi visiteremo una delle tombe dei giganti di età nuragica, indubbiamente più belle, meglio conservate di tutta la Sardegna. Ci troviamo a Barrancumannu. La tomba venne realizzata in età nuragica, probabilmente attorno al 1600 a.C. Siamo nell'età del bronzo, un'età di grande splendore per l'isola. Pensate, in tutta la Sardegna oggi si contano diverse migliaia di sepolcri come questi e sono prevalentemente di due tipologie differenti, una tipologia arcaica realizzata attorno al 1800 a.C. e una tipologia più recente. La tomba dei giganti di Barrancumannu è stata realizzata con grossi blocchi di granito locale. Questi blocchi pesano mediamente 2-3 tonnellate e sono stati, come vedete, sovrapposti l'uno sull'altro fino a raggiungere un'altezza di quasi 4 metri. Ma a cosa servivano le tombe dei giganti? È una domanda che molti di noi si pongono, spesso associando questi sepolcri a esseri di proporzioni gigantesche. In realtà le tombe dei giganti sono delle tombe collettive. All'interno di questo edificio venivano sepolti i membri della comunità, uomini, donne, senza distinzione di età, di sesso e probabilmente neppure di ceto sociale. La tomba non è mai stata scavata scientificamente dagli archeologi e probabilmente venne riutilizzata nel corso dei secoli come ricovero per gli uomini, per gli animali che qua si recavano magari proprio per far pascolare le proprie greggi. Ma la tomba dei giganti di Barrancumannu non è l'unico edificio presente in tutta quest'area. Possiamo notare, già appunto partendo dalle pendici di questo monte, delle muraglie megalitiche, quindi costruite con grandi pietre, sempre di granito locale, e probabilmente messe là già in età prenuragica, già a partire, pensate, dal terzo millennio a.C. Questa tomba dei giganti, come tutte le altre tombe dei giganti, si compone prevalentemente di due parti. Una parte frontale, con questo muro che ha una lunghezza di corda di circa 15 metri e che chiamiamo esedra. Tutto questo spazio serviva fondamentalmente per accogliere i fedeli, per propiziare forse nuove nascite, ma soprattutto era lo spazio dove si svolgevano i rituali funerari. Quindi possiamo dire con certezza che le tombe dei giganti non erano solamente dei sepolcri dove seppellire i membri della comunità, ma anche dei luoghi santuariali, quindi dei luoghi sacri dove probabilmente le genti dei villaggi vicini si recavano per rendere onore ai defunti, un po' come anche noi oggi facciamo nei nostri cimiteri. Non andiamo appunto là solamente per deporre i corpi, ma anche per pregare, per sentirci in qualche modo più vicini ai nostri cari. Ecco, io credo che questo aspetto spirituale, sia rimasto fondamentalmente intatto dall'età antica, dall'età preistorica fino ai giorni nostri. E adesso vedremo invece le altre parti del territorio e gli altri monumenti che sono stati trovati all'interno appunto di questo spazio. Ma la bellezza di Barrancumannu non finisce qua, perché a pochi metri dalla tomba abbiamo questa spettacolare grotta che è aperta su due lati e che probabilmente è stata scavata dal vento nel corso dei millenni. Ora possiamo anche ipotizzare che in età nuragica questo luogo comunque fosse stato adibito a spazio sacro, spazio dove magari venivano celebrati alcuni rituali. Attorno a noi si apre un paesaggio veramente ameno, fatto di rocce granitiche, di boschi, con la macchia tipica mediterranea, quindi parliamo di cisto, olivastro, lentisco, ma anche il ginepro, ed è sicuramente un luogo nel quale è bello immergersi, è bello insomma riportare la mente a migliaia di anni fa, quando probabilmente era frequentato